Calo era annunciato e calo è stato. L'affluenza alle urne in Veneto, nella Marca e a Treviso rispecchia le previsioni della vigilia. Election Day spezzato in 2 giorni e adunata degli alpini a Udine. Un mix che in giornata ha spinto molte letture a disertare i seggi, magari puntando tutto sul lunedì. Chi invece è andato a votare ribadisce l'importanza della sua scelta. Anch'io vado a votare, bisogna, è obbligato a farlo, sennò- È più un dovere o è più un diritto? tutti e due, è un dovere e anche un diritto. Perché è giusto che uno dia la sua idea che ha. È il nostro dovere e anche il nostro diritto, una volta tanto. A guardare all'andamento dell'affluenza sono soprattutto gli sfidanti per Casugana. Il candidato del centrodestra e sindaco uscente Mario Conte vota di prima mattina alla scuola primaria Primo Maggio a San Bartolomeo. Stesso istituto, ma qualche ora dopo, per l'avversario che guida la compagine di centrosinistra, Giorgio Denardi. Per Niccolò Rocco, di Azione Italia Viva Futura, scheda e voto nell'urna alle De Amicis in centro storico. Niente voto per Maurizio Mestriner, candidato con 5 Stelle Unione Popolare, che risiede a Ponzano Veneto, ma una giornata comunque tra i seggi come rappresentante di lista alle scuole Bindoni a San Pelaio. Anche Luigino Rancan, popolo della famiglia, non risiede a Treviso, ma a votare stamani la sua squadra, in primis la capolista Carla Condurso al seggio in Via dei Mille. Una sfida che continua nelle prossime ore, in attesa di una impennata per il rush finale. C'è sempre domani, no?